Benvenuti in pianura padana. Siamo a Orroli, al Nuraghe Arrubiu, ci stiamo avvicinando. Il Nuraghe Arrubiu è uno dei nuraghi più importanti della Sardegna, uno dei più grandi, dei più spettacolari, ma soprattutto importante anche perché è stato scavato in tempi recenti, quindi con una metodologia scientifica accurata, e per questo motivo abbiamo tantissimi dati che ci aiutano a comprendere tante cose sulla civiltà nuragica. Ora, finché non ci avviciniamo, non ci sembra così grande quanto in realtà è. Mi chiamo Ilaria, sono un'archeologa e da 2 anni e mezzo ormai ho creato questo progetto che ho chiamato Sardegna Sacra, in cui appunto mi occupo di fare una divulgazione che però tenga conto di vari aspetti, quindi non soltanto una divulgazione archeologica, ma una divulgazione archeologica con un taglio un po' differente, quindi portare le persone in questi luoghi antichi, soprattutto nei luoghi sacri, con uno sguardo, una consapevolezza diversa, quindi diciamo un approccio più attento al luogo dove siamo, un tipo di turismo, se lo vogliamo chiamare turismo, per me anche la parola sarebbe un po' impropria, lento, quindi no fast tour, ma assolutamente sperimentare i luoghi, entrare in contatto con i luoghi, riflettere, meditare, per ogni luogo approfondire il significato di quel luogo, perché è stato costruito e che cosa quel significato può ancora suggerirci oggi in un'ottica quindi costruttiva, evolutiva, quindi recuperare ispirazione anche, se vogliamo, da opere antiche che comunque parlano un linguaggio universale. Vuoi sapere cosa sarà qua dietro? Allora sì, queste cose che vedi qua dietro sotto queste due tettoie sono dei laboratori enologici di età romana che sono stati ritrovati sopra il nuraghe, praticamente quando hanno iniziato gli scavi, subito dopo, togliendo i primi blocchi, i primi crolli, sono venuti alla luce questi laboratori di età romana che sono stati quindi smontati e ricostruiti qua sotto queste tettoie. Qua possiamo vedere appunto una veduta aerea che ci dà un po' meglio le proporzioni del monumento. Il nuraghe Arrubiu è un pentalobato. Cosa significa? Che è un nuraghe formato da 5 torri esterne che formano, diciamo, un pentagono, ok? Anche se in realtà poi le torri sono 6, perché la torre centrale sta appunto al centro ed era la più alta in tutti i nuraghi complessi, quindi a più torri. La torre centrale era più alta, fino più o meno al doppio rispetto alle altre torri. Questa struttura pentalobata era poi circondata da un ulteriore muro con altre 7 torri. Questo era uno degli accessi alla struttura, quindi da qui si accedeva a questo grande cortile interno. Beh, meno allagato di quello che pensavo. Si va da forme molto apparentemente molto rozze di questi enormi blocchi, diciamo delle parti più basse delle murature, poi a dei blocchi invece molto lavorati, come possono essere questi, vedi, che invece stavano più in alto, quindi più piccoli e più lavorati. La muratura del nuraghe è una muratura a sacco, quindi è formata da 2 paramenti in pietre che poi all'interno era riempito con altre pietre e terra. Diciamo che chiaramente realizzare un'opera del genere richiedeva una grande maestria e una grande abilità dal punto di vista sia architettonico che ingegneristico.
La cosa importante che è stata messa in luce dalle ultime ricerche, sia qua che in altri nuraghi, è che questi nuraghi complessi venivano progettati unitariamente, cioè non venivano costruiti man mano aggiungendo torri, aggiungendo parti, ma venivano progettati unitariamente. Questo monumento, cioè, è stato costruito 3500 anni fa, quindi insomma stiamo girando tutto intorno al nuraghe per arrivare all'altro accesso. Pronto? Questa è la torre centrale del nuraghe e appunto è sinora probabilmente quella che è la più alta conosciuta, non la più alta diciamo oggi conservata, perché oggi si conserva per 15 metri, ma la più alta progettata almeno che conosciamo finora, perché in origine appunto si elevava per ben 27,5 metri. Questo calcolo dell'altezza è molto attendibile perché è stato fatto proprio attraverso uno studio accurato dei blocchi crollati, dell'inclinazione quindi delle pareti della torre, che come puoi vedere ha una forma leggermente troncoconica, quindi benché sia molto slanciata comunque è appunto un tronco di cono, quindi tendeva a restringersi salendo verso l'alto. E molto importante, sono stati rinvenuti crollati i blocchi del coronamento della torre. Ai primi piani si accedeva tramite questo bastione, vedi qua c'è la scala, tramite questa scala si saliva. Oggi non essendo aperta la visita, invece ci sono le luci, pensavo che non ci fossero. Ecco, quindi qua possiamo vedere, ecco, com'era questa. È la Tholos, quindi la tipica cupola ogivale con cui venivano realizzate le camere dei nuraghi, quindi puoi vedere che appunto si utilizzava questa tecnica ad aggetto, quindi creando dei giri di pietre sempre più stretti, sovrapposti l'uno sull'altro, fino ad arrivare all'ultimo giro e poi a chiuderlo con un'unica pietra. Quindi i nuraghi erano realizzati con queste camere sovrapposte una sull'altra, anche fino, oltre al piano terra, anche 3 camere sovrapposte. Sono state fatte delle stime per questo complesso del villaggio, che stava attorno a diverse centinaia di persone. In particolare le stime le hanno fatte anche sul fatto che sono stati ritrovati dei silos e anche su delle indagini diciamo di tipo ambientale che hanno fatto nei dintorni. Chiaramente le stime vanno prese un pochino con le pinze. Questo vaso è stato ritrovato anch'esso con una rottura intenzionale sul fondo. Per cui questi rituali cosa prevedevano? Che si riempissero questi vasi con dei liquidi particolari e poi la rottura permetteva a questo liquido di spargersi nel terreno e quindi consacrare l'ambiente, diciamo. La torre C viene chiamata anche il panificio perché appunto sono stati ritrovati diversi reperti, tra cui delle piastre di cottura che mostrano che qua appunto veniva fatta la panificazione. E anche qua è stata rinvenuta quella che è stata interpretata come una cucina, come puoi vedere proprio anche dai resti che vediamo qui davanti a noi. Come puoi vedere, lungo tutte le pareti sono presenti delle panche, quindi probabilmente ci si sedeva tutti intorno a questo cortile e si consumavano appunto dei pasti comunitari che probabilmente, io aggiungo per me sicuramente, erano dei pasti cerimoniali e dei pasti rituali.
anche perché poi i resti di questi pasti, quindi probabilmente anche come offerte, venivano poi lasciate sul posto e sotterrate, tanto è vero che gli archeologi scavando hanno ritrovato tutti questi resti sia dei recipienti che venivano utilizzati che delle ossa degli animali che venivano consumati, e quindi questo per noi diciamo che è stata una grande fonte di informazioni, perché sono stati fatti degli studi su questi resti ossei che hanno permesso anche di vedere che cosa, e anche sulle ceramiche, quindi siamo in grado di vedere che tipo di animali allevavano e consumavano. Veniva cotta la carne in umido nel vino, è un tipo di ricetta che ancora oggi in diverse parti della Sardegna appunto si utilizza. Nell'ultima torre visitabile, ecco, qua non so se hai capito dove siamo rispetto al giro che abbiamo fatto all'inizio o se ti sei un po' perso in questo labirinto, che così come hai visto il corridoio molto buio, altrettanto doveva essere la torre, ma ovviamente filtrava un po' di luce da qua. In generale le torri dei nuraghi erano dei luoghi bui, quindi assolutamente inadatte a vivere. Nei libri di scuola, nei libri di storia, se ci mettono 2 righe sulla civiltà nuragica è già tanto, e spesso con errori incredibili nelle datazioni, cose che cioè, sono assurde quando ci sono centinaia di studi scientifici che comunque datano queste opere. Quindi diciamo che anche se questa civiltà non è conosciuta, il fatto di costruire così tanti edifici monumentali nell'arco di tempo di certamente di diversi secoli, ma voglio dire 8.000 nuraghi è un numero assolutamente considerevole, è qualcosa di straordinario ed eccezionale, sia per il numero sia per le conoscenze che la realizzazione di opere del genere implicano. Questa civiltà era in collegamento con tutte le maggiori civiltà dell'epoca, quindi dai Micenei ai Cretesi ai Ciprioti, e quindi nell'arco di tutto il suo svolgimento noi abbiamo contatti con tutto il Mediterraneo, non solo orientale ma anche occidentale. Per lo stesso Nuraghe Arrubi dove siamo viene ipotizzato che a un certo momento venga trasformato in una sorta di monte granatico, ok? Diciamo che io non sono perfettamente d'accordo con queste interpretazioni e soprattutto credo che considerare esclusivamente dei luoghi per il controllo del territorio sia abbastanza limitante, anche perché, voglio dire, per costruire 8.000 nuraghi non si capisce che cosa dovessero controllare, dato che tutte le altre civiltà contemporanee, precedenti, successive non hanno fatto una cosa del genere. Certamente è difficile dire perché, ma cosa dovevano controllare per costruire 8.000 torri? Cioè, è un po' strano.